Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Sono stata violentata a Messina la denuncia di una quindicenne, lo stupro sarebbe avvenuto a Piazza Cairoli, indaga la polizia. Gita in gommone finisce in tragedia a Mondello, 23enne scivola in acqua e viene ucciso dalle eliche del natante, domani funerali, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. Messina, scatta l'inchiesta per la morte in carcere di Stefano Argentino, il 27enne accusato di aver ucciso Sara Campanella, 7 indagati, il legale parla di suicidio annunciato. L'Etna non va in vacanza, nuova bocca effusiva sul versante sud, colata lavica a quota 2800 metri. Catania, non è stato ancora domato l'incendio alla zona industriale, 2 i vigili del fuoco intossicati nelle operazioni di spegnimento. Cresce la preoccupazione per il possibile danno ambientale. È la notte di San Lorenzo, tra sogni e desideri da non raccontare per scaramanzia, in molti scruteranno il cielo alla ricerca di una stella cadente. Calcio, il Palermo perde 3-0 contro il Manchester City nella grande amichevole del Barbera, ma fa comunque festa. Per Inzaghi è stata una serata magica. Serie C, ancora pezzi da 90 nel mercato del Catania. Dopo Aloi diventa rosso-azzurro anche Michele D'Ausilio. Guardano già la Coppa Italia Siracusa e Trapani, impegnati a definire le ultime di mercato. Bentrovati. A Messina una ragazza di 15enne ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto in pieno centro, in piazza Cairoli. Le indagini sono in corso, sta indagando la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Francesco Triolo. La squadra mobile della questura di Messina sta indagando su un presunto episodio di violenza sessuale che si sarebbe verificato nella notte nella centralissima piazza Cairoli. Vittima una quindicenne che sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto in una via a pochi metri alla piazza centrale. La ragazzina, visibilmente scossa, avrebbe chiesto aiuto ad un familiare che ha chiamato il numero unico di emergenza del 112. Sul posto sono giunte le volanti della polizia ed un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale al pronto soccorso del Policlinico. Lì avrebbe confidato al medico di turno di essere stata violentata. Così è stato attivato il codice rosso previsto per reati di questa natura, è stata informata la polizia ed il magistrato di turno. Gli agenti hanno già raccolto alcune testimonianze per cercare di ricostruire velocemente la vicenda e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona. Sulla vicenda c'è il massimo riservo anche per tutelare l'identità della vittima, che dovrà essere ascoltata dagli agenti alla presenza di uno psicologo. Un'indagine è stata aperta alla Procura di Palermo per l'incidente che ha visto morire a Mondello Simone Latorre, 23enne, ucciso dalle eliche di un gommone dopo essere scivolato in acqua. I funerali saranno domani. Sentiamo Orazio Longo. Il gommone bianco è fermo davanti alla motovedetta della Guardia Costiera con gli inquirenti che sono ancora a bordo per le verifiche del caso. Più in là i parenti e gli amici di Simone Latorre, distrutti dal dolore increduli. La tragedia si è consumata in pochi attimi a Mondello, nel palermitano. Simone, 23 anni, secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto, sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del natante di 9 metri, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, finendo risucchiato nelle eliche del motore e riportando gravissime ferite al torace. Attimi di tensione e di terrore, i ragazzi che avevano noleggiato il gommone avrebbero subito spento il motore per recuperare il corpo del ragazzo, che è poi stato portato a riva nel Molo Vecchio di fronte alla piazza. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma i soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. Simone è morto per la forte perdita di sangue provocata dalla gravità delle ferite riportate nell'impatto con le eliche. Sul posto anche la polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Il natante è stato sequestrato. Sull'incidente la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. Il medico legale ha eseguito un'ispezione sul corpo del 23enne, mentre gli amici della vittima sono stati sentiti dagli investigatori che stanno cercando di capire se si sia trattato di una manovra sbagliata di chi guidava il gommone o di un semplice incidente. Non è la prima volta che nel mare di Mondello succedono fatti così gravi. Nell'agosto del 2011 il 22enne Paolo Baglione aveva perso la vita scontrandosi contro un'elica del gommone dopo essere caduto in mare. E la salma del giovane è stata già data alla famiglia, è stata consegnata alla famiglia. Domani i funerali verranno celebrati nella chiesa di Santa Teresa di Monreale.
A Messina è scattata l'inchiesta per la morte in carcere di Stefano Argentino, il 27enne di Noto accusato di aver ucciso Sara Campanella. L'avvocato parla di suicidio annunciato, la settimana prossima l'autopsia sul corpo, intanto ci sono 7 persone indagate. Francesco Triolo. Era chiaramente un suicidio preannunciato, la perizia psichiatrica l'avevamo chiesta in tempi non sospetti e nessuno ce l'ha mai data, non c'è stata concessa. Adesso ci saranno delle responsabilità che chiaramente andranno accertate. Le parole dell'avvocato Giuseppe Cultrera, legale della famiglia di Stefano Argentino, fanno comprendere come sarà aperto un nuovo capitolo di una tragedia che ha distrutto 2 famiglie. Sul suicidio nel carcere di Gazzi a Messina del 27enne accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo è stata aperta un'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone, la direttrice, la vice direttrice dell'istituto di pena, la responsabile del trattamento e il pool di esperti tra psichiatri e psicologi che avevano in cura il giovane. Tutti hanno ricevuto un avviso di garanzia, procedura standard in questi casi. La procura diretta da Antonio D'Amato vuole accertare perché al giovane è stata tolta l'alta sorveglianza che aveva sino a 15 giorni prima. Intanto però dall'informativa dei carabinieri emergono sempre più nuovi dettagli sulla vicenda. Gli investigatori hanno ricostruito tutto e dall'analisi di telefonine e computer di Argentino si evidenzia la sua ossessione tramutata in odio e sede di vendetta nei confronti della 22enne di Misil Mary, così come il suo piano sin dall'ottobre 2024, uccidere la ragazza e poi suicidarsi. Martedì il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Pariarò conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino, che sarà effettuata all'obitorio del Policlinico. Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto 2 auto. L'incidente è avvenuto sulla statale 514 di Chiaramonte a Lico di Eubea. Da accertare la dinamica, nella zona il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo. Il personale ANAS e Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine si sono recate sul posto per la gestione delle emergenze e riaprire al traffico la statale in sicurezza. In una delle giornate corso a Campobello di Mazara per capire cosa sia realmente accaduto venerdì sera nel corso di quella che viene definita come una spedizione punitiva e che ha visto vittima lo chef Tonino Cognata e il figlio. Sentiamo Laura Spanò. Proseguono le indagini sull'aggressione avvenuta venerdì sera in un locale di Tre Fontane, frazione di Balneare di Campobello di Mazara, dove lo chef Tonino Cognata e il figlio 17enne sono stati picchiati a colpi di mazzo da un gruppo di 5 persone. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un battibecco tra lo chef e un cameriere di un altro ristorante. Dopo una discussione avvenuta a pranzo, in serata 4 uomini e il cameriere sarebbero entrati nel locale da un ingresso secondario e avrebbero colpito Cognata con calci, pugni e una grossa mazza da baseball. Il figlio, intervenuto per difendere il padre, ha riportato la frattura di un polso, prognosi per lui 30 giorni, mentre lo chef ha subito ferite alla testa suturate con diversi punti e una prognosi di 15 giorni. Ho vissuto sulla mia pelle la gravità di cosa è successo, ma se chi si è reso responsabile di tutto ciò vuole farmi delle sincere scuse, davanti a una stretta di mano sono pronta a perdonarlo perché sono un uomo che non porta rancore, dice lo chef. I carabinieri hanno già ascoltato testimoni e acquisito le immagini della telecamera di sorveglianza. La procura di Marsala ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate. In una delle giornate di maggiore traffico turistico, l'Etna è tornato a dare spettacolo. Vediamo le immagini della colata con Lorena Dolci. Ecco il fiume incandescente che avanza. In queste immagini girate dai vulcanologi degli NGV, la colata prodotta dalla nuova bocca che si è aperta a quota 3.000 metri. Da stamattina c'è una piccola colata lavica che si propaga in direzione sud-ovest. Attualmente la colata ha uno spessore di circa 2 metri e avanza molto lentamente. I vulcanologi dell'osservatorio etneo monitorano H24 la situazione. Secondo le prime rilevazioni, la nuova bocca si trova in un'area già interessata da precedenti episodi eruttivi ed è debolmente alimentata.
Tutte queste fenomenologie rientrano in quello che è il normalissimo quadro di attività del vulcano di questo periodo, dove i parametri di monitoraggio si mantengono tutti su livelli bassi e medi. L'attività vulcanica arriva in un fine settimana caratterizzato da un intenso flusso di partenze e arrivi in Sicilia. Finora non si registra emissione di cenere e quindi sembra scongiurata la ricaduta di sabbia lavica che in passato ha creato molti disagi all'aeroporto. Lo scalo di Catania resta operativo, ma è stato emesso un avviso di allerta voli di livello arancione, una misura che consente di mantenere alta l'attenzione senza interrompere le operazioni di volo. Le autorità aeroportuali invitano comunque i passeggeri a verificare eventuali modifiche agli orari dei voli e recarsi in anticipo in aeroporto. L'Etna non va in vacanza e offre spettacolo a turisti e residenti, mentre le immagini diffuse anche sui social fanno il giro del web. Un omicidio premeditato, quello di Francesco Dino, questo almeno secondo le prime ipotesi, ma gli investigatori si riservano di interrogare l'aggressore. In stato di fermo al momento a Trapani c'è Giacomo Pecoraro, il giovane accusato di aver accoltellato giovedì a Prizzi il bracciante agricolo. Pecoraro è stato bloccato mentre fuggiva dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Laura Spanò. Vecchi rancori mai sopiti quelli tra il bracciante Francesco Dino di Prizzi e Giacomo Pecoraro di 26 anni di Palazzo Adriano, rancori acuiti probabilmente anche dallo stato di salute del giovane che pare soffrisse di disturbi psichiatrici. Giovedì poi l'omicidio. Pecoraro ha colpito con diversi fendenti la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione, colpi che non hanno lasciato scampo al bracciante, trasportato in soccorso al civico di Palermo e deceduto prima del suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Pecoraro era invece fuggito facendo perdere le sue tracce. Erano state allertate tutte le compagnie di carabinieri, non è escluso che già i militari dell'Arma sapessero dove il giovane si stava dirigendo e sabato, dopo 2 giorni di fuga, sono andati a colpo sicuro. Il giovane è stato rintracciato e tratto in stato di fermo dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Al momento il movente per questo omicidio sarebbe quindi la vendetta covata da tempo dall'aggressore nei confronti della vittima, che alcuni anni fa, dopo un litigio, aveva presentato denuncia ai carabinieri nei confronti del giovane. La sorella di Francesco Dino ha raccontato che Pecoraro aveva tentato di ucciderlo già la sera prima, si era appostato sotto casa del fratello a Prizzi, lei lo aveva notato attorno alle 22 mentre stendeva i panni. Pecoraro sarebbe rimasto lì per un po' di tempo, fino a quando non si è accorto della donna e si è allontanato. Un racconto questo che rafforza ancora di più la premeditazione, dice Mario Bellavista, legale della famiglia della vittima. Pecoraro ha certamente pianificato l'omicidio. All'indomani dei funerali di Simona Cinà, la sua famiglia dice: siamo commossi per l'abbraccio sincero e caloroso che abbiamo ricevuto. In particolare desideriamo ringraziare la CDS Capancese che ha accompagnato Simona fino all'ultimo con una presenza silenziosa ma carica d'amore. Vederli lì con le maglie personalizzate, stretti come una famiglia, è stato per noi motivo di grande conforto. I familiari di Simona Cinà, la giovane di 20 anni, lo ricordiamo, morta a Bagheria durante una festa di laurea, hanno voluto ringraziare così i tanti che li hanno sorretti in questi giorni durissimi e tutti quelli che hanno preso parte ai funerali. Un sentito ringraziamento rivolto a tutta la comunità di Capaci per la straordinaria vicinanza. Sulla morte della giovane sono ancora in corso indagini. L'incendio di ieri alla zona industriale di Catania non è stato ancora del tutto domato e forse serviranno altri 2-3 giorni per spegnerlo completamente. Intanto cresce la preoccupazione per il danno ambientale. 2 i vigili del fuoco intossicati nelle operazioni di spegnimento. Tonino De Mana. Brucia ancora e serviranno almeno 2-3 giorni per avere ragione delle fiamme che hanno incenerito un impianto che si occupa di stoccaggio di rifiuti sulla Quinta Strada, nella zona industriale di Catania. Coinvolte 2 aziende, l'Etna Global Service ed Ecolandia. Nell'incendio 2 vigili del fuoco sono rimasti intossicati. Il rogo sta interessando rifiuti e materiale di scarto e da oltre 24 ore impegna i vigili del fuoco che stanno intervenendo con mezzi speciali, mentre il comune di Catania ha messo a disposizione numerosi autobotti. Presenti anche Protezione Civile, un'ambulanza fissa del 118 ed ARPA, che sta effettuando controlli per verificare la qualità dell'aria ed il cui esito dovrebbe essere comunicato nelle prossime ore.
Ingente il danno ambientale sia per l'estesa area compromessa ma anche per il diffondersi nell'aria della temuta diossina. La zona, come vedete, è off limits per consentire gli spostamenti dei mezzi di soccorso. Sull'inferno alla zona industriale si registra l'allarme dei sindacati. Ci preoccupa seriamente per la salute dei lavoratori che operano nella zona industriale e per i cittadini. Abbiamo la necessità di capire delle amministrazioni se c'è un rischio serio per tutta la popolazione. Purtroppo è una situazione che allarma un po' tutta la Sicilia. Adesso preoccupa anche la diossina che si sprigiona nell'aria. Non possiamo sottovalutare quello che è accaduto, facciamo sempre continui appelli affinché i corpi di polizia, di vigili del fuoco possano essere aumentati. Ormai le emergenze sono all'ordine del giorno. Si indaga sull'innesco, probabilmente avvenuto per sfregamento di materiali ferrosi. A Camporotondo, nel Catanese, sono rientrati a casa le 60 famiglie costrette a lasciare in fretta e furia le rispettive abitazioni per il vasto incendio scoppiato venerdì scorso in un terreno già sequestrato per discarica abusiva. Alcune persone hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti o amici. Il sindaco Filippo Rapisarda ha revocato l'ordinanza di evacuazione. Sulla vicenda però indaga la magistratura, che dovrà accertare le cause del rogo. E oggi in via Carducci, a Botta Sant'Anastasia, è divampato un vasto incendio a un mucchio di sterpaglie e rifiuti. Le fiamme hanno minacciato un deposito in disuso, ma l'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a circoscriverlo in breve tempo. Adesso una breve pausa, poi parleremo della notte di San Lorenzo. A tra poco. È la notte di San Lorenzo, in molti scuoteranno il cielo alla ricerca di una stella cadente ed esprimere un desiderio. Tonino De Mana. La notte di San Lorenzo è la notte dei desideri. La tradizione vuole che tra il 10 e l'11 agosto tutti siano rivolti con lo sguardo all'insù, magari trascorrendo una serata in spiaggia o in montagna per ammirare lo spettacolo dello sciame delle Perseidi. Questo il termine scientifico. Per ogni stella cadente un desiderio. Ma quale? Sono tedesca, ma voglio essere italiana. E perché? Perché è una dolce vita, mi piace la vita culturale. Dovesse vedere una stella cadente, un desiderio? Ma ce ne sono un paio, sicuramente di realizzarci sia a livello lavorativo che familiare. La fine che c'è con Ciglio Gazza. Se vedi cadere una stella? Esprimo un desiderio. Quale? Lo devo pensare tutto il giorno ancora per pensarci. Un desiderio per la tua Catania? Ma niente, che diventi sempre più bella, ricca di turisti e basta. Tanti desideri variegati e tante risposte silenziose. Perché? Presto detto. Vedessi una stella cadente, un tuo desiderio? E non si dice, se no non si avvera. Esprimo un desiderio. Quale? Non posso dirlo, se no non si avvera. No? Doppio appuntamento in Sicilia per De André, canta De André, Best of estate 2025. Cristiano De André atteso a Zafferana Etnea e Marina di Modica per 2 ore e mezzo di concerto dedicato al meglio del repertorio del padre Fabrizio. Roberta Lunghi. C'è un filo rosso che lega le canzoni di mio padre dalla prima all'ultima, che solo l'amore, la compassione e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo. Buon concerto. Da eredità pesante a condivisione e orgoglio, Cristiano De André canta il padre Fabrizio con amore e convinzione. La sua figura sul palco è forte e credibilissima, tanto da aver incantato il pubblico di tutta Italia con De André canta De André Best of estate 2025. Un ennesimo omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora attuali per gli argomenti trattati. I temi sono vari, si parla del sociale, si parla di politica, si parla del potere, dell'amore, della guerra e tanti temi a lui cari. Fuori in carcere 1 anno fa, qua ricetta che Ciccirinda, compagno di cella ci ha dato mamma. 2 gli appuntamenti in Sicilia, il 12 agosto all'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea e il 13 agosto all'Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica per 2 ore e mezza di concerto dedicato al meglio del repertorio in una summa difficile da comporre dopo i 4 album De André canta De André. È sempre difficile riuscire a fare una scaletta con le sue opere perché vorresti cantarle tutte.
Grandi musicisti sul palco di questo spettacolo voluto da Cristiano, abile interprete, cantautore, straordinario polistrumentista e figura carismatica. Gli chiediamo se Cristiano canterà anche se stesso, ma per quello bisognerà aspettare, forse anche solo fino a febbraio. Sto scrivendo il 9° disco mio, che è quasi pronto, e mi auguro di presentarlo a Sanremo l'anno prossimo, poi con un mio tour di canzoni mie. Ecco. Bene, adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, festa, musica e gol. Il Palermo perde contro il Manchester City, ma nella grande amichevole del Barbera Inzaghi è comunque soddisfatto e la definisce serata magica. Marco Gullà. Al di là del risultato è stato comunque un successo. Al Barbera, nell'amichevole dell'estate tra il Palermo e il Manchester City, non c'è stata storia calcistica. La formazione di Guardiola ha vinto 3-0 graziando anche i siciliani, ma sicuramente un applauso particolare va ai 35.000 spettatori che hanno affollato il Barbera per quella che è stata una festa, sia prima che dopo. Dalla presentazione della squadra all'esibizione di Ross Willian in campo non c'è stata gara. I marziani del City hanno schiacciato il Palermo, che si è comunque reso pericoloso in un paio di circostanze, e di Ceccaroni infatti la prima palla gol. Poi però sale in cattedra Haaland ed è il suo il primo gol della serata. Applausi anche dai tifosi rosanero. Nella ripresa al 14° il City raddoppia con un destro da dentro l'area di Reinders. Inzaghi a questo punto dà spazio a ben 6 cambi. I nuovi sono motivati. Al 17° Leduaron manda alto di poco con una scivolata davanti al portiere, poi ancora Reinders per lo 0-3 definitivo. Festa finale e City che vince il trofeo Anglo Palermitan Trophy, ma il Palermo ha comunque assaggiato una serata di grande calcio. È stato fantastico quando siamo arrivati, quella marea rosa, tutto lo stadio pieno, quando siamo entrati in campo per la presentazione, veramente da pelle d'oca. Abbiamo una grande fortuna, una grande possibilità, mi auguro che tutti noi ci rendiamo conto insomma, che pubblico, che società abbiamo alle spalle, per cui dovremo cercare di pedalare, però penso che la partita di stasera abbia dimostrato che la squadra c'è. Adesso per il Palermo gli impegni ufficiali: sabato rosanero a Cremona in Coppa Italia. In Serie C il Catania ha messo a segno altri colpi di mercato. Trapani e Siracusa pensano già alla Coppa Italia. Sergio Colosi. Ancora pezzi da 90 nel mercato del Catania. Dopo Aloi diventa rossazzurro anche il 26enne Michele D'Ausilio, accordo raggiunto per il trequartista già arrivato in città sulla base del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione. D'Ausilio viene definito in Serie C re degli assist, quasi 40, di cui 14 e un gol nelle 27 presenze con cui la scorsa stagione ha trascinato l'Avellino al salto in Serie B. Può adattarsi anche al ruolo di seconda punta. Catania tra presente e futuro, come conferma il prolungamento contrattuale al 30 giugno 2027 di Emanuele Cicerelli, lo scorso torneo in prestito alla Ternana con 19 reti all'attivo e 10 assist. Il vicepresidente Grella, nell'elogiare il lavoro fin qui svolto dai direttori Zarbano e Pastore, ha annunciato che Cicerelli indosserà la maglia numero 10. In attesa di nuove cessioni, il Catania può concentrarsi sull'arrivo di una prima punta che completi un roster di assoluto valore. Il Trapani, 8 partenze negli ultimi giorni, tornerà a lavorare martedì a Valderice. La Neri ha individuato i rinforzi del Siracusa, dal centrocampista Bartolomei agli attaccanti Fabrizi e Ricci, ma la società deve integrare la fideiussione per piazzare questi colpi in entrata. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.